Buon pomeriggio a tutti gli spettatori amanti del futsal. Oggi qui al Pala Luciano Anselmi va di scena la 19ª giornata del campionato di Serie A2 femminile. Si affrontano la Roma Futsal contro il Prato, diciamo di casa, anche se entrambe ufficialmente non stanno in casa loro. Adesso il controllo di Torrini e lei forse l'ultima a toccare, cade a terra Bartolini che si rialza, tutto ok, c'è nota intesa anche tra le due giocatrici, nonché due poi capitani delle due squadre. Gioco che riprende con la Roma che adesso prova ad uscire, sbaglia ancora il tocco Lioba, la conclusione tentata da Torrini, c'è la risposta di Urzetta direttamente in out, non è angolo ma solo rimessa dal fondo per il Prato con Romeo, prova a velocizzare tutto, adesso dando palla per Grancia, centrale, bene per l'inserimento di Chiappini, sulla sinistra un po' corto il pallone per Durante, comunque va di punta, Urzetta ci mette le mani, come hanno opportunità magari provano a puntare subito la difesa avversaria, adesso lei controlla ancora per Lioba, la battuta e c'è il gol che sblocca la partita, passa avanti la Roma. Non fischia, quindi il gioco prosegue con la Roma che tiene comunque il pallone, Bruschi per Masini che ha provato a farsi vedere, poi Bea Martin dalla distanza si allarga bene sul destro, adesso il controllo e poi il cross in mezzo dove si è avventata Bruschi. Parte opposta del campo, ancora Bea Martin, pallone che in qualche modo viene sporcato per Di Felice che è appena entrata, subito la possibilità di andare al gol ma viene respinta dalla difesa per Romeo, in due tempi la butta e nel calcio d'angolo. Pallone che viene ancora perso per Valiscalia, ma ancora una volta Romeo che si oppone e va infatti a arrabbiarsi con la difesa. Pronta già a rientrare Torrigna, vediamo già rialzarsi con il fratino ancora addosso per poter entrare in campo. Di Felice si ritrova lì il pallone, Valiscalia di prima per Bartolini, scambia con la compagna, Bea Martin, dietro da Valiscalia, torna ancora con la giocatrice numero 4 che adesso attende l'inserimento di Bea Martin sul fondo, cross forte in mezzo, ha provato ad andare a chiudere Di Felice, la palla è passata però sotto i piedi di tutti. Con le mani Urzetta, ha visto il movimento di Valiscalia, ancora una volta però arriva lungo, Romeo quindi la fa sua, poi appoggia per Pili, centralmente Torini che è di spalle ma ha tutta la possibilità di girarsi, da appoggiare per Salesi, lungo il pallone, si è inserita in qualche modo Grancia che si ritrova lì la sfera, non riesce in un secondo tentativo a buttarla in porta, proprio ad avvantaggiarsi di qualche secondo. Palla controllata da Torrini, tenta la giocata su Lioba, seguito anche un po' con il fisico, Lioba brava però ad opporsi, siamo di qua, Valiscalia, l'uno contro uno con Pini, la battuta ma ci mette le mani, ancora una volta Romeo, ma non c'è più tempo, arriva la sirena, finisce il primo tempo che vede le due formazioni sul punteggio di 1-0 e avanti la Roma con il gol di Lioba. Si può procedere con il continuo del match, lancio lungo di Urzetta, per Lioba, questa volta è passata giusta Lioba, attende l'arrivo di Valiscalia ma il pallone viene contrastato bene da Pili, poi non vedendo la possibilità di andare da nessuna parte preferisce buttarla fuori qui Grancia. Prova ancora di attaccare la Roma adesso con Bea Martin, Lioba lungo per Valiscalia, la possibilità di andare, palla che finisce in out ma in mezzo era tutta sola Masini. Adesso di velocizzare, infatti il ritmo è un pochino più lento a confronto del primo tempo. Bea Martin sbaglia il tocco, Pili antidotto dalla distanza, poi buono per Durante che sotto porta non riesce a punire Urzetta che la fa sua. Gira con Masini, di nuovo da Lioba che va a scambiarsi posizione con Bartolini, prende spazio, adesso è Bea Martin che prova ad andare, tante maglie gialle di fronte a lei ma la riconquista subito la Roma perché si chiude molto bene. Siamo in attacco. Il tentativo non riesce, quindi è Bini che la riconquista, brava a deludere subito Bartolini, poi il suggerimento è per Chiappini, parte opposta dove c'è Torini che può andare di sola poi di punta, il tiro verso Urzetta, la palla in qualche modo rimane lì, nessuno ha calciato in porta, si è salvata nuovamente la Roma. Bartolini, palla per Lioba, ancora di spalle, Grancia la insegue, quasi si fa un autogol, Urzetta ha dovuto parare anche questa, che occasione! Palla che viene infatti sporcata, quindi calcio d'angolo Roma, in mezzo c'è Masini, il passaggio per fuori per Bea Martin che può liberare il destro, ancora Romeo in due tempi a chiudere anche sul tocco credo di Masini, infatti possessa ancora Roma, Salesi a farsi vedere, siamo da quest'altra parte, ancora una volta a controllare bene Terrini, lancio lungo, è buono Grancia che poteva andare ancora una volta, troppo debole il tiro della numero 8, lì il pallone
Prado prova ovviamente ancora ad attaccare, ci crede adesso dopo il quasi gol di poco fa. Torrini si gira molto bene, prova il tiro, palla alta. Anche in questo caso il pallone però finisce fuori. Lioba sfida nuovamente con Pili, che è bravissima a tenere con il fisico. Su di lei Lioba, ma la palla è buona per Salesi, adesso una distanza, può calciare Salesi, palla sul fondo con Bea Martin, suggerimento nuovamente per il numero 8. Scambiano fra di loro in difesa. Bea Martin entra dentro al campo, lascia lì il pallone, buono per Lioba, ancora Bea Martin, dalla distanza tira, in qualche modo si oppone Romeo e poi sotto porta, trova il gol del 2-0 Valiscalia, raddoppia la Roma. Rientra ovviamente Durante, nuovamente il portiere di movimento quindi in campo, Pili per un finale di gara infuocato, è passata Salesi, Pili dà supporto alla compagna, si rimane nella metà campo della Roma, ancora il suggerimento sulla destra per Grancia, la battuta di punta, palla che si stampa sulla traversa, poi Durante, respinta da Bartolini, siamo ancora in attacco con Salesi che la botta in mezzo, Torrini di tacco, salva tutto Valiscalia, Romeo di entrare in campo, il controllo di Felice, intercetta il passaggio Grancia, la palla è buona per Torrini che calcia, è bravissima Orzetta ad opporsi in angolo, Salesi lungo, Grancia controlla, non c'è più tempo, fischia 3 volte l'arbitro, vince la Roma 2-0, una partita molto combattuta, alla fine l'ha avuto meglio la squadra di casa, 2-0 è il risultato finale, rimane in piena zona playoff. Eccoci con Orzetta, portierone della Roma, oggi tantissime parate e un commento a caldo sulla partita. È stata una partita pesante, era importante che la portassimo a casa, siamo stati bravi, intense, e meglio dobbiamo fare sotto porta, però è stata una buona prestazione. Sì, infatti te lo stavo per dire io, molto bene in difesa, forse è mancato qualcosa lì davanti, anche merito loro però, dunque si sono chiuse bene. Sì, hanno fatto una grande partita e non ci aspettavamo questa intensità, però siamo state sempre sul pezzo e stiamo migliorando sotto questo punto di vista durante il campionato. Senti, momento favorevole per voi, venite da un po' di risultati utili, adesso nel finale di stagione come la vedi? Il nostro obiettivo sono i playoff e stiamo lavorando per quello tutte le settimane con intensità, quindi ogni partita l'obiettivo è quello là. E ti faccio in bocca al lupo, è ancora brava per oggi. Grazie.